Sentito voci, vociare, parlare, poi mi sono affacciata alla finestra, ho visto parecchie macchine, una sulla siepe tutta rotta. La testimonianza di una residente per l'ennesima tragedia sulla strada che si è consumata la notte scorsa nella Marca. A perdere la vita un 28enne marocchino, da anni residente a Miane. Era passata poco dopo l'una del mattino e Ayoub Hatimi, alla guida di una Audi, stava percorrendo la provinciale che collega Follina con Pieve di Soligo, quando all'altezza di questa curva in zona Pedeguarda si è scontrato con una Ford condotta da un 53enne di Miane. Un impatto tremendo con il motore dell'Audi che vola via dall'auto, mentre l'altro veicolo, dopo una carambola, finisce la sua corsa su questa siepe. Immediati i soccorsi, ma per il giovane non c'è nulla da fare. Il 53enne invece viene ricoverato all'ospedale di Conegliano in condizioni serie ma non in pericolo di vita. L'ipotesi più probabile è che l'Audi abbia imboccato la curva ad alta velocità, invadendo la corsia opposta mentre stava arrivando la Ford. A seguito dell'impatto, l'auto avrebbe volato sopra il marciapiede finendo la corsa a ridosso di questo ponticello. Ayoub Hatimi era conosciuto in paese anche per qualche problema avuto in passato con la giustizia. Ora pare avesse trovato un lavoro stabile. Viveva da solo in via Santa Maria, ma continuava ad aiutare la madre e i due fratellini piccoli nella loro casa di Borgo Vargoman. Con la scomparsa del 28enne, ora la situazione si fa ancora più difficile per questa famiglia senza un padre, che può contare però sulla solidarietà della comunità di Miane. Abbiamo appreso la tragica notizia questa mattina e la comunità marocchina per noi è una comunità operosa e che si dà da fare. Chi viene qui lo fa per lavorare, per cui è una grande perdita per noi. Siamo vicini alla famiglia e cercheremo di aiutarla e starle accanto in questo triste momento. È il secondo mortale negli ultimi 10 anni accaduto su questa curva, dove di fatto non si contano più gli incidenti di varie entità. Questa è una curva pericolosa? No, pericolosa di più. Qui noi tutte le volte è una roulette russa quando usciamo.